Euroregione News. Chi vince scrive la storia. Durante queste giornate di celebrazioni e commemorazioni delle battaglie risalenti alla Prima Guerra Mondiale di 100 anni fa, a Codroipo si è svolto anche il cambio di comando tra il colonnello Francesco Tanda, uscente, e il colonnello Mario Di Girolamo, che ora è l'82esimo comandante. Stante il rapporto ottimo tra le autorità locali e la mutata situazione che vede i militari arruolati volontariamente per diversi anni, se non per decenni, impegnati nel codroipese, diversamente da quando c'era il servizio di leva, senza soldi e solo per 12 mesi, oggi tutti i soldati, dal comandante in poi, sono realmente cittadini di Codroipo e partecipano attivamente a tutte le attività del territorio. Così i due comandanti si sono presentati dal sindaco Fabio Marchetti prima ancora di ufficializzare il cambio con la spettacolare cerimonia. I Bianchi Lancieri di Novara partecipano attivamente a tantissime operazioni di pace all'estero e nelle principali città italiane per strade sicure. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.